Ecco, volevo parlarvi della giuria che poi si appresta a giudicare questi carri allegorici, così come anche i gruppi mascherati. La giuria è formata da 7 persone che sono i signori Caruso, Pusateri e Monreale di Termini Imerese. Come sapete, quest'anno c'è stata una specie di Imerese che comincerà proprio questa settimana, quella di partecipare a questo carnevale. E veramente non è arrivato qui alla nostra altezza e vi rendete conto perfettamente che riempire un buco di mezz'ora commentando un carnevale, quando di carnevale purtroppo non c'è niente da... Ecco, i componenti del comitato organizzatore si sforzano disperatamente di far avanzare il corteo, che procede purtroppo molto lentamente. Ecco, molto bello questo gruppo di leoni e di leonesse. Continua l'esibizione e malgrado gli sforzi di Gaspare Falautano il gruppo non riesce ad andare avanti. E il problema purtroppo sorge dal fatto che ogni gruppo coreografico ha una sua coreografia, una sua danza da eseguire, e quindi se non vengono eseguiti tutti i passi purtroppo il gruppo non riesce ad andare avanti. E non c'è niente da fare, non ci sono sforzi che tengono. Ecco, conclusa l'esibizione, Bartolo, primo domatore, da sul carro dice ai leoni impostarsi ed andare avanti, ed ecco i leoni che adesso si sono messi a posto e vanno avanti. Tu paesi fan cantare la nebbia.
Ecco il ruggito del leone. Un carro molto bello, comunque quello dei fratelli Soldano, che sicuramente si piazzerà fra i primissimi. Molto ben curato, come vedete, dei colori splendidi. Ecco, come vedete, il Pertini e il Craxi. Più di un'ora fa è passato. Ecco, vedete un gruppo di ragazzi che fanno la break dance, che si esibiscono così estemporaneamente in alcuni esercizi di break. Molto bravi questi ragazzi. L'Italia sucata. Un carro ideato e costruito da Pippo Venezia, dipinto e progettato però da Alberto Venezia con teste di Pippo Amore. Peppe Nappa, mentre altri carri. Vediamo già il nominativo del primo gruppo. Dalla piazza con la voce di Genesio, che ha dato la buonasera e ha dato il via allo spettacolo che si svolge sulla piazza Scandaliato. Ecco, evidentemente dal rumore che sentite, certamente in sottofondo, sul palco sono arrivate le rondini che hanno cominciato a garrire. Questo è il rumore delle rondini. Qui sul corso Mascherato sta arrivando allora il carro Primavera Sciacchietana. Io approfitterei un attimo della presenza qui accanto a me di un caro amico per sentire così le tue impressioni su questo carnevale 1985. Ma che dire, le immagini parlano da sé, si vede che la gente si diverte e che c'è un grande entusiasmo intorno al nostro carnevale. Anche la presenza di tutti, vediamo i nostri carristi che cercano sempre nuove tecniche che cercano sempre di migliorare e fare del nostro carnevale qualcosa di grande veramente, che si distingua dai carnevali 10 reali tanto decantati e quelli di Termini. Quello dei Termini quest'anno si è fermato praticamente, tanto che andranno i nostri carri a Termini Merese a fare il carnevale.
Ma questo è un fatto positivo per la nostra città, perché rappresenta un fatto propagandistico e un fatto anche di promozione verso gente e popolazione che senza dubbio conoscono quello che è il nostro carnevale. In questo modo possono apprezzare veramente i nostri carri e l'anno prossimo affluire direttamente qua alla prima esibizione dei carri, che senza dubbio quella più genuina e più sentita qua. Ecco, come avete sentito sono i ragazzi del liceo scientifico di Canicattì che si stanno veramente divertendo un mondo, perché sono un gruppo molto numeroso di giovani, di ragazzi simpaticissimi. Il gruppo che fa da coreografia al carro allegorico Mamma Rai. Diciamo che abbiamo una postazione piuttosto sfortunata, perché siamo sotto gli alberi che sono pieni di uccelli e sono diverse sere che a conclusione della serata noi e tutti quelli che sono insieme a noi qui sotto questo palco siamo continuamente bersagliati dagli uccelli, e quindi potete immaginare in che condizione siamo costretti a ritornare a casa. Però dicono a Sciacca che porti fortuna, quindi tutto sommato ci sta bene anche così. Allora, Mamma Rai, un carro di Nino Bivona organizzato da Serafino Pitti con versi di Franco Zinna, un carro che si è esibito ieri sera. Anche questo molto ben fatto, molto ben curato. Sono tutti belli i carri di quest'anno, veramente molto elaborati, molto lavorati, che hanno richiesto una gran mole di lavoro. Per essere realizzati. Ecco, peraltro questo è un carro che ci ha voluto dedicare un angolino della loro sponda, ed è quella che vi stiamo mandando in questo momento. Come vedete ci fanno la pubblicità e noi li ringraziamo. Ecco, Franco Zinna, come va questo carnevale? Abbastanza bene, speriamo che ci dà questo tempo meraviglioso, così sarà una bella riuscita di festa. Ecco, tu sei il primo carro a sfilare questa sera, il tuo. E per te la prima domanda, così, prendila come vuoi, un pronostico, ecco. Non te lo so dire, guardi, perché come ti ho detto poc'anzi sono tutte 14 di buon livello, quindi non mi sbilancio. Ma tu pensi che sia importante questa classifica? Che fare il tifo per cos'è? Forza Palermo, Palermo va un po' male quest'anno. Venga qui, una signora che vuole... Ecco, adesso con la nostra telecamera in mezzo il gruppo sfila, mentre il nostro Piero resterà in mezzo. Spunci, li
i suoi strumenti sulla vera rarità. Volevo stare tutti in allegria, giocare ancora con la nostra fantasia. C'è qualche cosa che testa Ecco, vedete i piatti, gli strumenti a corda, gli archi, poi i tromboni, c'è tutto, c'è una banda completa. Ecco, come vedete ormai, come potete anche ascoltare dai microfoni, la baldoria è totale, completa, è una gran festa veramente, mentre dal carro vengono lanciati dei manifesti. Adesso vedremo di beccarne uno per cercare di vedere cosa c'è scritto. Probabilmente ci saranno le parole dell'inno. C'è un momento come quello che stiamo vivendo adesso. Ecco, fanfani, ci sono tutti gli uomini politici di Sciacca, d'Italia, scusate. C'è Pertini con la sua immancabile pipa, che poi è un po' come la pipa dell'autista del trattore, non so se... Ecco, adesso il trattorista non ce l'ha più in bocca la pipa. La musica che ora sentite è tutto oro. Stefano Vitti la schissi, Piocchessa e coro. E Pittivetti a voi. E a sta grande Sciacca mi fermo qua e dico: maestro, attacca! Ecco, 3 maestri per uno sconcerto. Novità per il carnevale di Sciacca, questi pupazzi che si muovono autonomamente, sono veramente eccezionali. L'Astrovacca di Noè è il 6° carro che sfila questa sera. Carnevale di Sciacca 1985, carro allegorico l'Astrovacca di Noè. Ecco, anche questo, come vedete, un gruppo numerosissimo di ragazzi. Pippo, Sì, ecco, c'è ancora un'altra puntualizzazione, prego. Volevo sottolineare questo, che non è un semplice carnevale come qualcuno sostiene, ma il carnevale di Sciacca è arte, cultura, spettacolo e senza dubbio di conseguenza un'attrazione turistica. Grazie. Grazie a te ancora. Ecco, giustissima anche questa puntualizzazione di Perrone. In effetti è un grosso veicolo di promozione turistica questo carnevale. E lo abbiamo visto, i risultati li abbiamo visti ieri sera, quando qui a Sciacca
veramente si è riversata una marea di gente. Eccolo qua, l'Astrovacca di Noè. Buonasera. Ecco, un gruppo di turisti vi abbiamo già ripreso diverse e diverse volte, turisti tutti. Abbiamo già anticipato l'estate. Avete fatto bene, c'erano le rondini prima di voi che hanno portato la primavera, voi portate direttamente l'estate. Noi vogliamo augurare semplicemente un buon carnevale 1985, che è il migliore penso che c'è nell'Italia d'Italia. E soprattutto a tutti i forestieri che sono qua a Sciacca e che spero si stiano divertendo come noi. Senz'altro si stanno divertendo, perché a noi sono arrivate moltissime telefonate da mezza Sicilia di gente che sta seguendo le nostre trasmissioni. Comunque si sappia che sia che è il meglio carnevale più bello del mondo. Scusate ma il vino purtroppo fa brutto effetto ogni tanto. Ecco, allora da questo momento in poi acqua minerale? E dico una cosa, un lauso soprattutto a voi, ho assistito spesse volte, diciamo, alle vostre interviste che avete fatto a Telesciacca e Montecrono, insomma, e sono fatte veramente bene. E tutte le persone che, diciamo, che vedono le trasmissioni, diciamo, spero che si divertano allo stesso modo. Abbiamo fatto del tutto per fare una cosa diversa, ci abbiamo messo tutta sia ieri che oggi. Ecco, voi siete stati molto bravi, io vi ringrazio per quello che avete detto delle televisioni private, vi ringrazio anche a nome dell'altra televisione, ma dico che il merito di questo carnevale, se è veramente così bello, è tutto merito vostro, noi non ci stiamo mettendo niente. È merito vostro. Benissimo, allora merito di tutto Sciacca. L'anno scorso Vando Osiris, quest'anno il Pavone. Come mai tutti questi personaggi così eccentrici? Beh, perché colpiscono di più, penso. Ma non è una cosa che fa parte del tuo carattere? Non tanto, guarda. Non tanto? Mi immedesimo tanto per il carnevale che... Hai delle ciglia riesco a lunghissime. dare, sì, per il vento, capisci? Ho capito, comunque complimenti per il tuo costume, è veramente fantastico, e anche Grazie. complimenti per come ti muovi. Un saluto a tutti, un buon divertimento e un buon carnevale. Arrivederci. Grazie altrettanto, ciao. Come avete visto, dicevo, qualcuno dice addirittura che il Pavone è ancora migliore dei carri. Dicevo, dato il cambio a Sinovanza in questa lunga maratona, qui in Corso Vittorio Emanuele, stiamo cercando di mandarvi più immagini possibili per darvi un'idea di quello che è il carnevale di questa nostra cittadina. Un carnevale che, come ormai tantissimi hanno detto, merita di essere valorizzato ancora più di quanto non lo sia stato o non lo è. Ecco lo show del Pavone. Quello che state vedendo è lo show del Pavone.
Precisiamo che quello che voi state vedendo è un ragazzo che, devo dire, è arrivato a questo punto, non so se calza, ma ha una femminilità veramente grandissima. Sentite gli applausi. Il carnevale più bello della Sicilia è Sciacca. Mi dica una cosa, lei se non sbaglio è la sorella, ecco, se ci mettiamo a favore di camera, lei è la sorella del pavone, si giri. Oh, Lei è la sorella del pavone, venga qua. Allora, ditemi una cosa. La pavonessa che è. La pavonessa. Allora, mi dica una cosa, chi è che ha confezionato il costume del fratello? Io. Lei? Io sì. Quanto tempo ci ha impiegato a confezionare quel un mese e costume? mezzo. Un mese e mezzo e le piume, il disegno delle piume che le ha fatte? E Benuccia, una ragazza che dipinge. Dipinte a mano, sono tutte dipinte a mano. Benuccia Correre. Un costume come quello che indossa suo fratello questa sera, quanto viene a costare? Ma sulle 600-700.000 lire. 600-700.000 lire? 1 milione di valore. Sì. Io per me, senta, io sono forestiera, sono venuta a Sciacca appositamente a vedere il carnevale. È il carro più bello, è da premiarlo, Mi dica una cosa, visto sono che lei è tutti forestiera, belli. cosa ne pensa del carnevale di Sciacca? Scusi, è favoloso. Deve essere più pubblicizzato. Grazie. Un po' di spazio, forza! Disposizione, facciamo animali anche alla nostra meravigliosa cittadina. Che visto questo grande carnevale veramente meritava di essere salvata. Io veramente non so qual è il grado di resistenza di questa gente, resistenza fisica parlo, ma deve essere veramente... anche il gruppo rappresenta i bambini del gruppo, rappresentano i funghi. Nastica. Abbiamo detto sei il puffo pilota, il puffo Niki Lauda. Per tenere Sciacca in armonia, per far vedere agli altri paesi che Sciacca veramente è degno di divertimento e di esserci un grande progresso di Sciacca, e ringraziamo tutte queste che sono al comune che ci hanno fatto fare questa grande festa. Mi dica una cosa, come mai lei non è in costume, come mai lei non si è vestito? No, siccome io sono un operaio e ho fatto tanto lavoro e non ho fatto a tempo a vestirmi, però ho 4 figli vestiti qua, su questo carro, 2 fanno i ballerini, c'è un genere e una famiglia qua. Tutta la famiglia, va bene, grazie e buon divertimento, grazie. Un ringraziamento alle emittenti privati. L'Italia è così, ma Vicky, l'Italia è così, ma così, va così. Viva! Una manifestazione abbastanza bella e tutti gli anni va sempre superando, perché è pulita e molta educazione anche con i cittadini di Sciacca e quelli che vengono anche di fuori. Perfetto, già pronto l'idea per l'anno prossimo? Quasi, è l'elaborazione. Ok, grazie e in bocca al lupo. Quello che avete ascoltato era Bilello, un vecchio costruttore
un vecchio costruttore di carri saccense che quest'anno si sta proponendo questa scalata al Quirinale insieme al ceramista Cascio. Senti, bene, ricordiamo a quanti si fossero messi adesso all'ascolto che siete collegati con Sciacca e praticamente esce alla 1 dopo appena un'ora, quindi vedete, come vi dicevo in apertura di serata, l'allegoria di questo carro è molto ben fatta, molto ben curata, e il nome del carro Trimafia viene fuori da una fusione fra Trinacria e Mafia, anche se questo è un accostamento ovviamente che tutta la Sicilia respinge, perché la Sicilia per fortuna non è soltanto fatta di gente che opera in malafede o che opera al di fuori della legge, ma è fatta anche di tantissime persone che sono ovviamente la quasi totalità. Ci sarà una grossa difficoltà per i componenti della giuria. Il poter assegnare un premio a questi carri, perché sono tutti veramente molto belli, molto ben fatti. Sarà veramente una fatica non indifferente decidere a chi dare il massimo dei voti. Questo carro è curato da Calogero Amico, che è uno dei più bravi costruttori di carri. Ecco, vi dicevo, Calogero Amico. Per voi, per averci offerto un mare di vino. Ringraziamo l'Areo per averci offerto il traino. Ecco, come vedete, molto belle anche le ragazze che sono sul carro. E altrettanto belle le inquadrature che vi manda la nostra camera mobile in questo momento, sistemata qui sul corso Vittorio Emanuele, da dove vi stiamo parlando. Anche questa sera c'è veramente una folla. Vogliamo augurare, ringraziare il nostro comitato il comitato che ha organizzato questo carnevale e che ci ha dato spazio di salire sul palco. Dovrebbe essere un giorno di felicità, ma per noi è sono giorni molto tristi. Ma io penso che lui, non so, desideri anche che voi vi divertiate, perché questo per lui era forse sicuramente la più bella festa dell'anno. Sì, senza ombra di dubbio, e forse il prossimo anno abbiamo l'intenzione di fare qualche cosa di concreto, non in sé per sé, per ricordare tutti i lavori che papà fece durante la sua vita. Ecco. E questa è una cosa bellissima, perché continuare a ricordare Ignazio Russo è una cosa che, posso dire a nome di tutti, la cittadinanza vi chiede a voi della famiglia Russo. Quindi spetta a voi continuare quella tradizione che tuo padre ha iniziato. Sì, e appunto ti sto dicendo che il prossimo anno abbiamo intenzione di riuscire a fare un carro di unire tutti i componenti di tutti i carri che fece papà con i vari spezzoni di copione e fare qualche cosa principalmente per ricordare la figura di papà. Non si riesce ad evitare queste
queste ombre che vedete passare attraverso il vostro schermo. La ragazza in rosso. Allora, il carro comici di ieri di oggi è stato ideato e costruito da Michele Riotta in collaborazione con Giuseppe Riotta ed Amedeo Riotta. Totò, Charlot in primo piano sono i comici di ieri e poi i comici di oggi che sono Spadolini, Craxi e tutti i politici nazionali. Collaborazione speciale di Riotta Calogero, Riotta Amedeo e Riotta Giuseppe. Vedete, è fatto molto bene Charlot col bastoncino che gira. Attenzione alle braccia, attenzione alle braccia. Bravissimi ragazzi, bravo anche il trattorista che ha una... Ecco, purtroppo bisognerebbe evitare che gli spettatori si intrupolassero in mezzo al gruppo, questo porta allo scompiglio, disturba la sfilata e questo è il motivo per cui si perde tutto questo tempo. Levati. Ecco, molto bello, molto ben organizzato. Questo carro che è dei fratelli Casamassima. Lasciarsi con una dica, signora. Sono questi giorni che non si dimenticano mai, sono immemorabili. Si ringiovanisce di 20 anni. Se io avrei 20 anni farei più di questi ragazzi che sono in giro. Sarei la donna più felice di tutta la mia vita. Con questa espressione di gioventù, grazie signora. Per tutti i ragazzi. Grazie da parte di tutti i ragazzi, signora. Effettivamente.